Vicepresidente De Berti, oggi giornata importante per l'economia veronese, 61esima assemblea di Confimi Apindustria, rinnovo del presidente. La Regione Veneto in questi momenti c'è e c'è sempre, ma in particolare in queste occasioni. Sì, assolutamente, anche perché la piccola e media impresa rappresenta alla fine il tessuto economico di una regione come la Regione Veneto, dove ci sono 430.000 aziende. Sappiamo che è il cuore pulsante dell'economia della nostra regione. Era un dovere essere qui presenti oggi, anche perché siamo in un momento dove si parla di transizione ecologica e dove il ruolo del privato e il ruolo della piccola e media impresa può essere veramente strategico. Uno per tutti è ad esempio la legge statale che istituisce le comunità energetiche. Sappiamo che a livello di regione stiamo facendo un grande lavoro e sicuramente anche le nostre aziende saranno protagoniste. È proprio il tema energetico uno dei punti caldi, proprio perché si cercano soluzioni per trovare un'indipendenza. La legge regionale appunto dell'estate scorsa ha certificato che la regione c'è e potrebbero partire già sul territorio i primi progetti. Sì, guardi, anche il Ministro all'Ambiente ha certificato che il lavoro che sta facendo la Regione del Veneto è straordinario. Il collega Marcato, insieme al Presidente della terza Commissione, il consigliere Marco Andreoli, stanno di fatto girando in lungo e in largo tutta la Regione, tutte le province per poter far conoscere sia al privato che agli amministratori l'esistenza di questa opportunità, questa possibilità di mettersi insieme per poter produrre energia. Si punta ovviamente al fotovoltaico piuttosto che all'idrogeno, però l'obiettivo è, dopo una pandemia, avendo creato tutti i problemi che ha creato la pandemia, è arrivata una guerra e ha destabilizzato l'economia già instabile a causa della pandemia. Abbiamo bisogno sicuramente di essere più autonomi e di essere indipendenti da quelle che sono le politiche a livello internazionale o mondiale, quindi credo che le comunità energetiche siano veramente una grandissima opportunità. E infine il tessuto socio-economico veronese del Veneto può contare anche sui fondi del PNRR per alcune infrastrutture importanti che sta seguendo da vicino. Insomma, bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno a volte, no? Allora, io di natura lo vedo sempre mezzo pieno, diciamo che io il bicchiere non lo vedo mai mezzo vuoto. Con il PNRR stiamo investendo, ci sono stati dei grossi investimenti anche su quella che è la mobilità sostenibile, un potenziamento della mobilità sostenibile. Sappiamo che noi siamo vincolati e uno degli obiettivi fondamentali del nostro piano regionale dei trasporti è di fatto la realizzazione dell'alta velocità e quindi il collegamento del Veneto ai mercati nazionali ed internazionali sia lungo il corridoio del Brennero che lungo il corridoio mediterraneo. È un tipo di mobilità che sicuramente è una mobilità sostenibile. Poi a Verona stiamo lavorando anche per collegare quello che è l'aeroporto piuttosto che il bacino del lago di Garda ancora di più con un collegamento ferroviario. Diciamo che puntiamo su tutto ciò che può essere sostenibile e supportato anche dal territorio. Grazie, Vicepresidente.